Sallusti. Eccomi. Variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, chi vi parla ha come suo riferimento una destra conservatrice anzitutto anglosassone, anzitutto nel senso dei Tory britannici o dei repubblicani americani, cioè una destra che faccia della libertà individuale il suo baricentro valoriale programmatico, prima ancora di altri assi diciamo assolutamente rispettabili e difendibili e sostenibili come l'identità nazionale, come l'ordine sociale, insomma una destra che sia liberale, liberista vera, quindi non liberal, che guardi anzitutto alle stagioni di Margaret Thatcher e Ronald Reagan, che incarnano il momento di maggior prosperità e benessere non solo economico, ma anche valoriale. Proprio pensiamo che è la stagione che ha fatto di fatto implodere il comunismo sovietico, un filone che in Italia forse è stato sempre minoritario, nonostante abbia espresso personaggi del calibro di Luigi Einaudi. Ma tutta questa pippata iniziale, che può interessarvi poco, ma per chiarire una cosa, Marine Le Pen non è il mio ideale, diciamo, assoluto di destra. Ci ho detto io da stamattina, sono ancora più un tifoso scatenato di Marine Le Pen. Spero che il Rassemblement National stravinca in modo ancora più massiccio e conclamato le elezioni politiche rispetto alle recenti elezioni europee, perché l'andazzo in Europa è diventato intollerabile, è diventata una presa in giro esplicita, un disprezzo esplicito per la sostanza della democrazia, che fosse il maggior prodotto storico-politico dell'Europa. Sì, perché cioè solo i giornaloni italiani, Repubblica e Stampa in testa, possono oggi esultare per questo accordo, l'accordo senza Meloni, e quindi loro sono molto contenti che l'Italia sia stata tagliata fuori con questa operazione di puro gattopardismo che replica diciamo l'asse tripartito popolari, socialisti, liberali in barba all'esito del voto nei 3 paesi principali europei, Francia, Italia, Germania, in barba al vento che chiaramente ha chiesto una svolta di destra, che chiaramente ha chiesto l'arresto di follie ideologiche come il Green Deal, che chiaramente ha chiesto una maggiore attenzione alla gestione dell'immigrazione e della sicurezza nelle periferie urbane d'Europa. Ebbene, in base a tutto questo, lor signori o lor signore come Ursula fanno spallucce e replicano i loro riti stantii. Per cui c'è questo accordo chiuso, poi bisogna vederlo al Parlamento, perché ovviamente possono fiorire i franchi tiratori, soprattutto nei popolari più scocciati di questo, come dire, di dover fare ancora per l'ennesima volta la stampella delle sinistre. E Ursula lo sa, perché già alla prima volta soffrì dei franchi tiratori e fu eletta dopo parecchi scrutini in Parlamento, tanto che vorrebbe coinvolgere Giorgia Meloni a cose fatte però. Cioè noi reiteriamo il gattopardismo eurocratico, tu hai il privilegio, se vuoi, di dire sì e di darci i tuoi voti. O io, per come la conosco, dubito che la nostra Premier come dire, accondiscenda a un patto del genere, che non può avere come compensazione una vicepresidenza Raffaele Fitto, con tutto il rispetto di Raffaele Fitto, ma Raffaele Fitto in cambio del gattopardismo eurocratico, popolar socialista, ambientalista talebano, io non credo che, insomma, che il gioco valga la candela, credo lo capisca chiunque. E quindi di fronte a questo scenario insultante rispetto ai popoli europei, io spero davvero che Marine li travolga. Spero davvero che ci sia un'affermazione debordante del Rassemblement National, perché poi li voglio vedere Macron continuare a portare avanti queste politiche sull'asse Parigi-Berlino da anatra zoppa, con un'Assemblea nazionale dominata dalle istanze del Rassemblement National.
è la maggior sveglia che si può suonare a questi signori. Quindi, per tradurre il famoso slogan inglese, Allons-y Marine, allons-y. Tra l'altro, a novembre aleggia lo spettro di Donald Trump. Quindi Allons-y Marine e Go Donald Go, perché poi voglio vederli tutti questi signori doversi confrontare con quello che grazie a Dio rimane il leader del mondo libero, se sarà ancora Donald Trump. Quindi, volenti o nolenti, possono non essere i nostri ideali, ma oggi le nostre speranze si appoggiano su un'affermazione dell'Assemblea nazionale in Francia e sul ritorno di Donald Trump negli Stati Uniti.